Terribile schianto a Colonia Veneta, auto con a bordo una coppia di ottantenni vicentini si scontra con un bus di linea, marito e moglie muoiono sul colpo, feriti alcuni studenti e l'autista del mezzo pubblico. Poche ore prima un'altra tragedia a Padova, un camion della nettezza urbana travolto in retromarcia, un 82enne, la donna è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sarà un 2 giugno blindato a Peschiera del Garda dopo i gravi disordini dell'anno scorso. Sui social ha annunciato un nuovo raduno di baby gang e la situazione potrebbe complicarsi con l'arrivo degli ultras. Trentenne investito a Gaglio dall'esplosione di un tubo ordigno della Prima Guerra Mondiale mentre lavora nel cantiere della casa di famiglia. Il residuato era stato forse inserito per errore. La Procura di Belluno apre un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di una neonata all'ospedale San Martino, disposta l'autopsia. L'Ulsuno avvia un'indagine interna. Prima un tentativo di furto in casa, poi l'assalto in villa armati di pistole 10 giorni dopo, altre incursioni all'interno dell'azienda della vittima. I carabinieri arrestano 4 banditi che avevano preso di mira un imprenditore di Marostica. Rischio alluvioni, stamane il sopralluogo dell'assessore Bottaccini al cantiere per la realizzazione del bacino di laminazione di Viale Diaz a Vicenza. Siamo entrati nei giorni della tredicina di preparazione alla festa di Sant'Antonio. Ieri in Basilica il vescovo di Rimini, nei fine settimana di maggio, 30.000 i fedeli dinanzi alle reliquie. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Avevano 85 e 81 anni i due coniugi vicentini di Sarego morti nel tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Colonia Veneta. Spaventoso schianto a Colonia Veneta in provincia di Verona nel primo pomeriggio per cause in corso di accertamento, uno scontro tra un'auto e un autobus ATV nel quale viaggiavano degli studenti. Tragico il bilancio, deceduti 2 anziani coniugi di Sarego nel Vicentino che viaggiavano a bordo della vettura e feriti 2 studenti e l'autista del pullman. I vigili del fuoco sono arrivati da Caldiero e hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'autista dell'autobus rimasto incastrato che è stato stabilizzato e trasferito in eliambulanza in ospedale a Borgo Trento. Trasferiti in ospedale i 2 studenti rimasti feriti. Niente da fare nonostante i soccorsi sanitari per i 2 coniugi ultraottantenni deceduti sul colpo. I carabinieri e la polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata al traffico. Poche ore prima a Padova un'altra tragedia sulle strade, un'anziana 82enne che è stata travolta e uccisa da un camion della nettezza urbana in retromarcia. L'impatto, le urla, l'immediata telefonata al 118. Raccontano questo alcuni cittadini di via Forlanini, zona residenziale nell'area di Padova 2000. Mancavano pochi minuti alle 10 quando una donna che viveva in via della Biscia, Shulamit Ginosar, nata in Israele 82 anni fa, ma residente a Padova, è stata investita dal camion della raccolta rifiuti entrato nell'area condominiale in retromarcia. A bordo c'erano 2 persone che subito si sono fermate. Le condizioni dell'anziana sono apparse disperate. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno tentato invano il trasporto in ospedale, ma purtroppo per Shulamit Ginosar non c'è stato nulla da fare. In ospedale, in stato di shock, è stato portato anche l'uomo alla guida del camion, un 40enne residente nel Veneziano. Il mezzo appartiene a una cooperativa di Comacchio che lavora in appalto per la municipalizzata di Padova. Le indagini sono condotte dalla polizia locale che ha dato il via a tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente. Un altro incidente, stavolta lungo il tratto maledetto della A4, ne abbiamo parlato tantissime volte, oggi pomeriggio il copione si è ripetuto. Questa mattina invece, sempre nel Veneto orientale a Portogruaro, un motociclista si è scontrato con un'auto. A causa del traffico intenso per il ponte del 2 giugno, nel primo pomeriggio il tratto maledetto dell'autostrada A4 tra San Stino di Livenza e Portogruaro è stato teatro dell'ennesimo incidente. 2 i tir coinvolti in un tamponamento con uno dei camionisti rimasto ferito. Inevitabili code e rallentamenti. Per evitare ulteriori blocchi alla circolazione è stato chiuso lo svincolo di San Stino in direzione Trieste. Già dalla tarda mattinata però il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, era particolarmente intenso con la formazione di rallentamenti e stop and go in prossimità del cantiere della terza corsia.
Alla luce di questo, la concessionaria autostradale raccomanda nuovamente ai viaggiatori di osservare i limiti di velocità e mantenere le distanze di sicurezza. Qualche ora prima, in via San Giacomo a Portogruaro, un motociclista di 30 anni si è schiantato contro una macchina operatrice condotta da un 67enne di Fossalta di Portogruaro, finendo catapultato sull'asfalto. È stato portato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della polizia locale. Una ragazza minorenne del Trevigiano è precipitata questa mattina dal terzo piano del distretto sanitario di via Cappuccina a Mestre. I medici e gli infermieri presenti sono intervenuti immediatamente in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Ora la ragazza è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale All'Angelo. L'azienda sanitaria ha subito avviato tutti gli accertamenti necessari a verificare ogni dettaglio di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane, che vive in una comunità, era lì per alcune analisi e sarebbe scappata dalla persona che l'aveva accompagnata. Ritorniamo nel Veronese. Sarà un 2 giugno blindato a Peschiera dopo i gravi disordini dell'anno scorso. Li ricorderete sui social. È stato annunciato un nuovo raduno di baby gang, ma la situazione potrebbe complicarsi. Vediamo perché. Oh raga, chi vince? Chi vince oggi? I blu o i neri? Era stato un 2 giugno di follia, quello vissuto tra Castelnuovo e Peschiera esattamente un anno fa, quando sulle sponde del Garda esplose una maxi rissa forse senza precedenti in Italia. Online si erano dati appuntamento centinaia di ragazzini che poi avevano spadroneggiato sul lungolago, baby gang rivali che avevano dato il peggio di sé. Come epilogo, una serie di denunce per molestie sessuali sul treno Verona-Milano della sera, vittime alcune ragazze. Ora quel copione potrebbe ripetersi. Sugli stessi social, infatti, è stato annunciato un raduno di Maranza, che nel gergo sono proprio i nuovi bulli. I video, soprattutto su TikTok, sono virali quanto spavaldi. Tanti giovanissimi stanno parlando espressamente di assalto a Peschiera. Una sfida di fatto anche alle istituzioni e in particolare al ministro Salvini, che proprio un anno fa aveva lanciato l'idea di estendere l'associazione a delinquere anche ai minorenni. Salvini, che sempre su TikTok è intervenuto nelle scorse ore. Se hanno 13 o 14, 15 anni non mi interessa, devono essere trattati e puniti come se fossero maggiorenni, e mi domando dove sono quelle mamme e quei papà e che educazione abbiano dato a questi cretini. Lo facesse mio figlio, 2 schiaffoni non glieli risparmierebbe nessuno. E io penso che reintrodurre anche un annetto di servizio militare e civile obbligatorio reinsegnerebbe a molti lo stare al mondo, il rispetto, il sacrificio, la generosità e soprattutto il fatto che ci si può divertire senza rompere le scatole del prossimo. L'allerta è quindi massima, con la prefettura di Verona che ha attivato misure preventive straordinarie in collaborazione con tutte le province limitrofe, comprese quelle lombarde. Si tratta non solo di monitorare l'area gardesana, ma anche le possibili località di provenienza. A complicare la situazione potrebbero arrivare anche degli ultras, alcuni legati alle frange più estreme della tifoseria dell'Hellas Verona, che hanno annunciato un piano alternativo di controllo del territorio. 400-500 italiani, quelli giusti, difendiamo casa nostra, presente, femo la sagra delle pappine, dai che ci divertiamo, viene detto in altri messaggi, sottolineando che il raduno dovrebbe vedere protagonisti soprattutto giovani figli di immigrati nordafricani. Visti i toni e nonostante le misure di sicurezza annunciate, l'allerta attorno al Garda è rossa e stavolta il meteo non c'entra nulla. La politica con l'espulsione del consigliere regionale Fabrizio Boron, che agita le acque in casa Lega. Durissima la reazione di Roberto Marcato. Credo che questa sia un'ulteriore dimostrazione di violenza da parte di qualcuno che evidentemente ha paura. È amareggiato per l'espulsione dei militanti leghisti padovani Roberto Marcato, che definisce i provvedimenti presi direttamente dal federale di Via Bellerio come fatti ad orologeria. E a Padova di fatto sono quasi tutti delegati al Consiglio regionale e guarda caso, sono delegati vicini al sottoscritto. Beh, insomma, le coincidenze non esistono e faccio fatica a pensare che sia un caso. Ci sono
consiglieri regionali che attaccano sindaci della Lega sui giornali, ci sono parlamentari che non hanno versato una lira, ci sono parlamentari che hanno preso il bonus Covid e sono ancora parlamentari, cioè, abbiamo una miriade di casi, non si capisce perché proprio oggi e proprio questi abbiano ricevuto questi provvedimenti disciplinari. L'ulteriore bufera nella Lega è esplosa quando si è scoperto che molti tra i consiglieri e assessori regionali non sono in regola con i versamenti al partito, nonostante i pesanti stipendi percepiti. Sarebbe stato lo stesso Luca Zaia a chiedere di regolare le posizioni. Invece Roberto Marcato avrebbe incrinato pesantemente il rapporto con Matteo Salvini, tanto che il ministro delle infrastrutture non l'ha voluto incontrare l'altro giorno a Venezia. L'espulsione di Fabrizio Boron per Marcato non ha spiegazione. Il casus belli sarebbe stato l'appoggio di Boron al candidato sindaco di Mestrino Mario Fiorindo in contrapposizione con quello della Lega, il vincitore Marco Agostini. È questo che risulta molto strano, cioè lui va per conto proprio a una serata elettorale, per carità poteva fare a meno andare, certo che sì, e poi abbiamo dentro il partito personaggi che fanno di tutto e di più e questi rimangono lì, ma sei andato a una serata elettorale e vogliamo davvero credere che questo sia il motivo? Mi spiace, non ci credo. In vista del congresso per scegliere il segretario veneto è Marcello Bano, sindaco di Noventa, a chiedere un confronto costruttivo all'interno della Lega. Io penso che sia arrivato il momento di fermarci tutti per senso di responsabilità, sederci attorno al tavolo, fare dei ragionamenti. Non voglio entrare nel merito di chi ha ragione, chi ha torto, eccetera, però oggi, lo dico da militante, conviene a tutti abbassare i toni, sedersi, parlarsi e soprattutto ripartire uniti. Andiamo a Gaglio con Sharon Di Carlo, esplosione durante i lavori di posa di un cappotto gravissimo, il 30enne Riccardo Baù. Dai primi accertamenti è scoppiato un tubo carico di esplosivo, un potente ordigno della Prima Guerra Mondiale. Come una bomba, ma di più, perché la gelatina è potentissima. Più forte di una bomba il boato che questa mattina ha sconvolto il centro di Stoccareddo, lasciando in fin di vita Riccardo Baù, 30enne residente in paese, conosciuto da tutta la comunità. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando il padre e il fratello nella posa del cappotto in una loro abitazione in via Colfuste, quando tagliando con una moletta un tubo, un'esplosione lo ha travolto. Siamo tutti in su a vedere, soccorrere, abbiamo chiamato il 118, abbiamo chiamato tutta la gente. Nel frattempo lui c'era là che ghineva e c'era tutto spacca su. C'era anche sangue? Sangue, altro che sangue, e non poco. E allora abbiamo cercato di tenerlo calmo perché parlava all'inizio. Era cosciente? Sì, era cosciente, sì. E dopo sempre meno, quando arriva l'ambulanza, diciamo, e allora c'era svenuto. L'uomo in gravissime condizioni è stato soccorso dal SUEM 118 e trasferito nel soccorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. In base ai primi accertamenti non sarebbe stata una tubazione a esplodere, bensì un siluro bangalore, un tubo carico di esplosivo, un potente ordigno della Prima Guerra Mondiale, probabilmente usato nell'abitazione per armare il cemento. Abbiamo scoperto che dopo questa bomba esplosa ce n'è un'altra simmetrica nell'altro angolo della casa, quindi si rende necessario purtroppo il sequestro di tutte le abitazioni, coinvolte, e soprattutto stiamo aspettando adesso, entro breve, gli artificieri per mettere in sicurezza e capire se l'altra bomba, l'altro innesco è altrettanto grave, quindi pericoloso per chi ci abita. Una comunità, quella di Stoccareddo, che rimane col fiato sospeso. Forza Ricky, ce la farai sicuramente perché hai fisico e hai forza e quindi ti aspettiamo qui a Stoccareddo. Soltanto ieri l'ennesimo incidente letale sul lavoro nel Padovano, interviene la CGIL. È una strage che va fermata. La CGIL padovana chiede alle istituzioni di andare oltre le frasi di circostanze e di prendere provvedimenti dopo l'ennesima morte sul lavoro. L'infortunio mortale della cava di Piombino Dese è costato la vita all'operaio 55enne Pio Giaretta, colloca la provincia di Padova tra le peggiori del Veneto. Per il sindacato serve fare formazione. Dobbiamo fare scelte importanti, soprattutto legate alla prevenzione e alla protezione. Secondo noi
Dobbiamo creare, diciamo così, una cultura sulla sicurezza del lavoro che parta dalle scuole, insieme a una formazione importante a tutte le lavoratrici e lavoratori di tutti i comparti, in tutti i settori, e anche agli imprenditori che intendono avviare un'impresa, perché è impensabile che ci siano imprenditori che avviano imprese senza essere a conoscenza delle normative minime anche di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La CGIL padovana propone l'istituzione del reato di omicidio sul lavoro. Nel momento in cui svolte le indagini si dimostra che c'è una responsabilità dell'imprenditore sul mancato, diciamo così, utilizzo dei dispositivi di sicurezza e quindi un mancato rispetto delle normative legate appunto alla tutela della salute e sicurezza. Quindi l'introduzione di questo reato con pene anche severe nel momento in cui viene accertato che ci sia una assoluta responsabilità dell'imprenditore sulla morte o sull'incidente anche grave, l'infortunio grave sul lavoro. Anche il segretario regionale del PD, Andrea Martella, ha commentato l'ennesima morte sul lavoro. Serve attivare immediatamente un osservatorio regionale sulla sicurezza con istituzioni e parti sociali per contrastare un fenomeno che in Veneto ha raggiunto livelli intollerabili. Auspichiamo che la regione si attivi subito, ha scritto il segretario Dem. La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito di un parto con epilogo tragico al San Martino. Una bambina è nata inspiegabilmente morta venerdì scorso all'ostetricia dell'ospedale. I genitori ora vogliono capire il perché dopo che le indagini diagnostiche avevano fotografato una situazione priva di problemi. La Procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche, iscritto nel registro degli indagati il nome di un medico. Sul corpo della neonata saranno eseguiti accertamenti autoptici affidati all'anatomopatologo Antonello Cirnelli di Portogruaro. L'ULSS di Belluno nell'immediato ha messo a disposizione della famiglia il supporto psicologico per affrontare il difficile e doloroso evento. Come da prassi, l'azienda sanitaria ha aperto un'indagine interna per approfondire l'accaduto e ha assicurato all'autorità giudiziaria la piena collaborazione. Rapina in villa ai danni di un imprenditore di Marostica. Dopo 2 anni di indagini sono scattati gli arresti da parte dei carabinieri. Avevano letteralmente preso di mira un imprenditore di Marostica. Prima un tentativo di furto in casa, poi l'assalto in villa armati di pistola e 10 giorni dopo altra incursione all'interno dell'azienda della vittima, sempre con la volontà di rubare monili in oro e preziosi. I fatti sono avvenuti tra marzo e aprile del 2021. 2 anni di indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano, coordinati dalla Procura di Vicenza, hanno portato ad individuare la banda di malviventi. In questa occasione, i carabinieri hanno tratto in arresto 3 soggetti, tutti destinatari di misura cautelare in carcere. Sul conto del quarto invece è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Il quinto invece è sottoposto alla misura del divieto di dimora nella regione del Veneto. Il fatto più grave, la rapina a mano armata. In quell'occasione 3 individui mascherati fecero irruzione nell'abitazione dell'imprenditore. Dopo aver minacciato un ospite presente in casa, avevano rovistato dappertutto alle ricerche evidentemente di preziosi. Fu solamente sottratta in quell'occasione un paio di corone in metallo dorato. Valore poco più di 100 euro, quindi si dileguarono a piedi attraverso i campi. Ora in carcere sono finiti un 27enne di Gallarate, un 31enne di Tiene e un 23enne di Schio. È agli arresti domiciliari anche un uomo di 55 anni, sempre di Schio, considerato il basista. All'appello però mancano ancora gli altri 2 componenti della banda criminale. Mancano all'appello, sono stati attivati intanto dei mirati servizi di ricerca. Allora vi do una notizia proprio di adesso, dell'ultima ora. Prima abbiamo parlato dell'esplosione di Gaglio Stoccarredo. Ebbene, il 30enne Riccardo Bau non ce l'ha fatta, è morto, è espirato all'ospedale San Bortolo, dove era stato ricoverato. La conferma mi arriva in questo momento dalla collega della redazione di Bassano, Monica Smiderle. E noi proseguiamo con la cronaca. Un furto rocambolesco a Treviso, a Silea, nel negozio di Sportler. Dalle immagini della videosorveglianza si notano una buona mezz'ora di scintille, che sono appunto le scintille che derivano dal flessibile che va a rompere la grata di sicurezza.
e dopo una decina di minuti si vedono le bici che salgono su questa carrucola e spariscono dal tetto, quindi una quarantina di minuti abbondanti, l'operazione completa. Hanno fatto irruzione da questo lucernario, hanno segato le inferriate e poi si sono calati con una carrucola. Un colpo studiato nei minimi dettagli, un furto su commissione, un danno importante, si parla di circa 45.000 euro. Sono state rubate 11 bici da corsa pregiate. Secondo il direttore potrebbero essere state già portate fuori dall'Italia. Pensiamo di sì, ovviamente non abbiamo la certezza, siamo abbastanza sicuri che non si trovino nelle vicinanze comunque, quantomeno in Lombardia o in Romagna, ma secondo me sono all'estero. E sono bici da corsa molto particolari, in alcuni casi di pezzi pregiati. I malviventi hanno atteso il giro di ronda dei vigilanti, poi sono entrati in azione. Un furto fulmineo, preciso, i ladri non sono mai scesi da questa pedana. Non sono mai scesi da questa pedana, quello è al 100% sicuro, perché se si fossero mossi anche solo di un paio di metri sarebbe scattato il sensore dell'allarme. Sapevano tutto nei minimi dettagli. Ora, spiega il direttore, sarà potenziato immediatamente il sistema d'allarme anche sul tetto, attualmente zona scoperta. I ladri hanno fatto irruzione dal retro, sono saliti probabilmente grazie a questa scala, poi una volta rubate le bici le hanno caricate su un furgone e si sono allontanati lungo le vie del paese, bici che potrebbero finire in qualche sito online. Avendo il tempo di cercarle, di acquistarle in giro nei prossimi mesi, si potrebbero anche trovare, no? In qualche magari sito, in qualche mercatino. Non è... Farete così, nel senso che cercherete di riacquistarle? Ma noi faremo il possibile, sì. Le indagini dei carabinieri per identificare i componenti della banda delle bici. Tasse mai pagate, un caseificio nel Polesine è stato sequestrato. La Guardia di Finanza di Rovigo nel corso del controllo, di un controllo, ha rilevato come un imprenditore titolare dell'azienda risultasse evasore totale, produceva e commercializzava prodotti caseari senza alcuna autorizzazione, oltre che non in regola dal punto di vista della normativa igienica. Non solo le consegne di prodotti venivano eseguite con un mezzo non idoneo e senza alcuna cura e quindi con gran pericolo per la salute pubblica, ma le merci non presentavano alcuna delle indicazioni previste che ne consentissero la tracciatura nelle varie fasi della produzione e nella commercializzazione. Per questo sono stati sequestrati anche 100 kg di formaggi. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per andare a Vicenza, questa mattina sopralluogo dell'assessore Bottaccin al bacino di laminazione di Viale Diaz. Fasi finali per il bacino di laminazione a monte di Viale Diaz a Vicenza. Opera di difesa del suolo finanziata con 18 milioni di euro dalla capacità di invaso di 1.150.000 metri cubi. Stiamo portando a termine le ultime finiture, però il bacino è già operativo dal punto di vista idraulico, quindi qualora ci fosse una piena che interessa il Bacchiglione o i suoi affluenti, l'Orolo, il Timonchio, questo sarebbe in grado di trattenere temporaneamente oltre 1 milione di metri cubi di acqua, evitando che quest'acqua possa andare a impattare, come accade nel 2010, nell'abitato di Vicenza. Bacino che rappresenta una sorta di parcheggio momentaneo d'acqua in eccesso, volto cioè a regolare la portata del Bacchiglione nei momenti di piena e scongiurare così dal rischio alluvioni. Il fiume aumenta di livello quando arriva quasi al sormonto arginale, quindi quando è in piena vengono invase queste aree, questi bacini di laminazione in maniera controllata, in modo tale che l'acqua in più, anziché andare ad uscire dove vuole lei sormontando gli argini, venga trattenuta in queste zone che vengono, fra virgolette, sacrificate. Sono zone, in questo caso agricole, che possono accettare, c'è una servitù di allagamento che viene riconosciuta ai proprietari, che possono salvare appunto i centri abitati o le zone industriali che stanno a valle. Opera funzionale per difendere dal rischio idrogeologico non solo la città di Vicenza ma anche i vari comuni a seguire, compreso il Padovano. Lo è sicuramente, come lo sono tutti gli altri bacini di laminazione che abbiamo realizzato
per esempio quello di Caldogno a monte, sul Timonchio, a monte rispetto a dove ci troviamo adesso, che è in grado di trattenere 3.800.000 metri cubi d'acqua, così come quello che stiamo terminando, e anche quello dal punto di vista idraulico è già operativo, sempre a monte ma sull'Orolo, che è in grado di trattenere 1 milione di metri cubi d'acqua. Sono quantitativi d'acqua che evitano di andare ad impattare sulla città. A Padova per parlare di Sant'Antonio, oggi inizia la tredicina. O Sant'Antonio, prega per me. È il gesto del pellegrino, la mano che prega e affida al santo le intenzioni del cuore, quello che da quest'anno torna a chiudere le solenni celebrazioni della tredicina in attesa del 13 giugno. Una fede, quella in Antonio, santo, amato e venerato, che quest'anno la comunità dei frati vuole ricordare negli 8 secoli dalla straordinaria predica ai pesci celebrata a Rimini. E proprio il vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, ha aperto, pur se in ritardo a causa di un incidente, le solenni celebrazioni che scandiscono questo tempo di attesa della festa e di preghiera. Un Antonio, uomo di spirito, quello che ha ricordato il vescovo di Rimini. Questo suo non perdersi d'animo, no? Rifiutano l'Eucaristia, si inginocchierà una mula, rifiutano la predicazione, ascolteranno i pesci. La presenza di Sant'Antonio per me è appunto questo, e penso per tutti voi ci sia dietro questo bel messaggio, quello di essere sempre degli ottimisti che non si fondano sulle proprie capacità umane, ma sulla potenza dello spirito del risorto che da poco abbiamo celebrato. Le offerte ricavate dal pane affidato ai fedeli durante la tredicina andranno tutte alle popolazioni della Romagna colpite dall'alluvione, ha ricordato padre Antonio Ramina, rettore della Basilica. Una devozione che continua a crescere nelle genti. Nei soli giorni festivi di maggio oltre 30.000 i pellegrini che si sono accostati alla Cappella delle Reliquie e come sempre Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, continuerà a portare nelle vostre case la devozione verso Antonio. Fino al 12 giugno molteplici gli appuntamenti nel pomeriggio. Si parte alle 16:55 con le riflessioni quotidiane di padre Mario Conte. Alle 17 il Santo Rosario, alle 17:30 la preghiera della tredicina che culminerà alle 18 con la Santa Messa. Dal Veneto è tutto, vi lascio al meteo, buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Festa della Repubblica, tempo buono ma atmosfera a tratti instabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio dunque di venerdì 2 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque. Nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento. Assisteremo nelle ore più calde allo sviluppo di locali rovesci o temporali, specialmente in prossimità dei rilievi. Temperature stazionarie, minime tra 15 e 20 gradi, massime tra i 26 e i 29 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole inizialmente, maggiore nuvolosità sulle Alpi e sulle Prealpi, dove già dalla tarda mattinata saranno probabili rovesci o temporali a carattere sparso. Temperature minime sui 17-18 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni non del tutto stabili, come ci mostra la grafica. Sole al mattino, a seguire fenomeni temporaleschi. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27-29 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Ad accogliervi sarà Conegliano.